Ben ritrovati per questa nuova edizione del nostro TG. In apertura la sentenza del TAR Calabria. Spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri individuare le misure necessarie a contrastare la diffusione del virus Covid-19. Ha spiegato così il Tribunale Amministrativo Regionale. La sentenza è emessa oggi, che di fatto ha annullato l'ordinanza della governatrice Santelli alla Regione. Il giudice imputa anche la mancanza di leale collaborazione con lo Stato. Vediamo. Accolto il ricorso presentato dal Consiglio dei Ministri tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, lo ha deciso il TAR della Calabria, che annulla l'ordinanza emessa il 29 aprile scorso dalla Presidente della Regione Iole Santelli, che consentiva il servizio ai tavoli sia all'aperto per bar, ristoranti e agriturismo. Il Tribunale Amministrativo Regionale ordina che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa, che di fatto richiude le attività che la Regione aveva riaperto fin da subito. La decisione del TAR arriva dopo circa 2 ore dall'udienza collegiale tenuta in Camera di Consiglio, che si è svolta questa mattina. Il Governo aveva sostenuto che l'ordinanza regionale conteneva alcune previsioni che anticipavano l'efficacia di disposizioni di allentamento delle misure restrittive di contrasto e contenimento del contagio da Covid-19, che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 introduceva solo a partire dal 4 maggio 2020 e inoltre risultava emanata senza alcuna interlocuzione formale con il governo e dopo un iter istruttorio lacunoso privo di alcuna argomentazione scientifica. Dal canto suo la Regione aveva invece parlato di una inammissibilità del ricorso del governo per difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia ricadeva nella competenza della Corte Costituzionale e rimarcando l'assoluta legittimità del provvedimento adottato dalla Santelli, definito conforme ai principi di adeguatezza e proporzionalità. Tante le reazioni. La Presidente Santelli parla di vittoria di Pirro, invece il Ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia dice non è il momento delle divisioni. Vediamo. Non si è fatta attendere la reazione piccata della governatrice della Calabria. Contesto con forza, dice, la decisione politica di impugnare l'ordinanza e la volontà da parte del governo di imporre le proprie decisioni con pervicacia, violando l'autonomia della regione Calabria. Una vittoria di Pirro, la definisce Iole Santelli, e precisa: valuteremo la possibilità di sollevare conflitto di attribuzione alla consulta. La mia regione in ogni caso, conclude, ha vinto perché ha messo le esigenze del Sud al centro del dibattito e ha fatto emergere la necessità di discutere a fondo la fase 2. La Calabria e il Sud, dice, infine hanno vinto perché hanno dimostrato di voler lavorare e non pretendere politiche di assistenza. Secco il commento del Ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia, che afferma: le sentenze e le leggi non si discutono ma si applicano, e questo deve valere per ognuno di noi. La sicurezza sui luoghi di lavoro per i lavoratori e i cittadini è una nostra priorità assoluta nell'emergenza Covid-19. Il governo sta facendo ripartire il paese in sicurezza, non è la stagione delle divisioni. Nel pratico cosa succederà a Cosenza e in altre città pronte a riaprire come Vibo Valentia? Noi lo abbiamo chiesto ai rispettivi sindaci, vediamo. Dal comune di Cosenza è il sindaco a spiegare come si traduce nel pratico la sentenza emessa dal TAR. Sostanzialmente viene annullata l'ordinanza regionale, quindi si ritorna alle previsioni del contenimento previste appunto dal DPCM Conte, per cui non è possibile tenere i tavoli all'aperto. Io avevo detto che sono d'accordo per le aperture differenziate, perché la Regione Calabria non ha gli stessi casi di contagio delle altre regioni. Penso che a parti invertite ci sarebbe stato un cordone sanitario intorno alla Calabria, a Milano, in Lombardia, tutti avrebbero continuato le attività senza nessuna interruzione. Però a parte questo, credo che fosse necessario, l'ho detto anche prima, un raccordo istituzionale proprio per evitare incertezze e per evitare problemi da parte sia degli esercenti che degli utenti. Adesso sarà una questione di una settimana, perché ho capito che dal 18 maggio credo che anche il governo nazionale abbia intenzione
di far ripartire alcune regioni in modo differenziato e di aprire alcune attività come queste qua. A Cosenza non aveva aperto ancora nessun ristorante, per la verità i bar che già facevano e che possono fare, quindi attività da asporto, erano quelli che si sono organizzati con qualche tavolo all'esterno, e adesso questi non potranno svolgere quel tipo di servizio. Anche a Vibo Valentia la decisione del Tribunale amministrativo regionale frena l'amministrazione. Mi spiace che il TAR l'abbia annullata, perché in realtà noi ci eravamo preparati, eravamo pronti, abbiamo fatto anche una riunione con gli esercenti, con le parti sociali, con la Confcommercio, eravamo proprio pronti per la riapertura, perché di fatto l'asporto è già consentito. Ci aspettavamo di poter aggiungere qualche tavolino. Purtroppo il TAR l'ha sospesa, ovviamente le sentenze si applicano, non si discutono, prenderemo atto di questa cosa. Noi non l'avevamo applicata non perché non ritenessimo l'ordinanza assolutamente giusta, ma perché gli esercenti non erano ancora pronti. Intanto nel pomeriggio abbiamo fatto un giro sull'isola pedonale a Cosenza, locali aperti, tanta incertezza per quello che verrà e delusione proprio nei locali. Vediamo. Vi preoccupa questa sentenza del TAR? Guarda, preoccupati no, nel senso limite ritorneremo a fare solo takeaway eccetera. Purtroppo si devono avere le idee chiare e aiutarci soprattutto. Queste baruffe, questi dispettucci fra lo Stato e addirittura la Regione sono fuori luogo. Ci fanno prima premunire di tutti i meccanismi, il termometro digitale, eccetera, sanificare, comprare tutto e poi si ricomincia da capo. Poi uno magari fa pure dei prodotti che magari possono rimanere rivenduti, così è più l'asporto, ci può essere, però non è la stessa cosa. Comunque noi rispetteremo le leggi. Sì. In questo momento ancora non è passato nessuno perché non ho capito se va ratificato dal Consiglio di Stato o no. Comunque, appena vengono togliamo i tavoli e ricominciamo da capo. Lo avete sentito, nessuna comunicazione ufficiale per i gestori dei locali a poche ore dalla sentenza del TAR che ha annullato l'ordinanza della Regione sull'isola pedonale a Cosenza. Si continua a lavorare con i tavolini all'esterno, ma la notizia arrivata da Catanzaro impensierisce. Siamo molto preoccupati anche perché questa attività l'avevamo presa a dicembre. Poi con questa emergenza abbiamo dovuto richiudere, adesso stiamo ripartendo piano piano con molte difficoltà. Un'ulteriore chiusura che danni provocherebbe? Provocherebbe parecchi danni, ma non solo a me ma a tutti. Sul corso Salotto di Cosenza la gente passeggia munita di mascherine. Sembra un sabato di primavera come tanti, si torna a gustare un caffè rigorosamente fuori dal bar, ma oggi il peso dell'incertezza si legge negli occhi di chi non sa cosa farà tra poche ore. Ma signora, siamo delusi. Che posso dire più? Siamo delusi. Già sono danne parecchie. Non parliamo proprio. È brutto. Non tutti hanno aperto, la città resta sospesa. A Spadola adesso siamo in provincia di Vibo Valentia, dove il sindaco ha ritirato l'ordinanza che disponeva la riapertura dei parrucchieri. Passo indietro dopo l'intervento della prefettura di Vibo. Vediamo. Prima l'ordinanza che disponeva l'immediata riapertura delle attività di parrucchieri, poi dopo poche ore il passo indietro. È accaduto a Spadola, comune montano in provincia di Vibo Valentia, dove il sindaco ha revocato l'ordinanza dopo l'intervento della prefettura. Pensavo non suscitasse così tanto scalpore perché siamo piccoli paesini, poi attività ne abbiamo solo 2 e allora la cura e l'igiene della persona dopo 2 mesi sarebbe stata utile e importante. Ma soprattutto anche quello di evitare magari che ci fossero state per le case, nelle famiglie, delle situazioni abusive magari per la cura della persona che potevano essere configurate come un rischio per il veicolo di un eventuale contagio. Ma nulla di particolare, né tantomeno volevo fare a braccio di ferro con nessuno e sollevare polveroni. Ci siamo sentiti col prefetto e naturalmente su questo punto in particolare abbiamo discusso e quindi ho preferito
ho ritenuto utile revocare l'intera ordinanza per andare poi a riemettere un'ordinanza lunedì stesso che non vada a cozzare con quelle che sono le disposizioni. Comunque sono fermamente convinto che quello che avevo messo nero su bianco sarebbe il caso di poterlo adottare, anche in virtù del fatto che a breve forse potranno riaprire tranquillamente. E veniamo ai numeri, al bollettino della Regione Calabria per quanto concerne i nuovi contagi. Oggi nella nostra regione se ne registrano 3. Vediamo. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 42.993 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 1.129, più 3 rispetto a ieri. Quelle negative sono 41.864. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro 39 in reparto, 60 in isolamento domiciliare, 85 guariti, 33 deceduti. Cosenza 12 in reparto, 276 in isolamento domiciliare, 142 guariti, 30 deceduti. Reggio Calabria 12 in reparto, 2 in rianimazione, 128 in isolamento domiciliare, 106 guariti, 16 deceduti. Crotone 5 in reparto, 28 in isolamento domiciliare, 74 guariti, 6 deceduti. Vibo Valentia 50 in isolamento domiciliare, 20 guariti, 5 deceduti. I soggetti in quarantena volontaria sono 8.288 così distribuiti: Cosenza 1.481, Crotone 2.206, Catanzaro 2.207, Vibo Valentia 546, Reggio Calabria 1.848. Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare il rientro alla residenza sono 385 in più. Quelle che si sono registrate per motivi di lavoro, salute e attività istituzionali sono 168 in più, per un totale di 553. Il calciatore dell'Alessandria, Francesco Cosenza, che è originario di Locri, è rientrato in Calabria e si è sottoposto volontariamente al tampone, il quale ha rivelato la positività al Covid-19. L'atleta, che ha sempre rispettato le regole della quarantena, tranquillizza i suoi concittadini e si pone qualche interrogativo. Sentiamolo. Ciao a tutti, mi sembra doveroso chiarire la mia posizione visto che sono risultato positivo al tampone da coronavirus effettuato il 5 di maggio a Rosarno. Lo faccio per tranquillizzare le persone, insomma, i miei compaesani, persone che abitano vicino a me, perché è scattato un po' il panico generale ed è giusto che io chiarisca la situazione. Io assieme alle famiglie eravamo in regime di quarantena ad Alessandria dall'8 di marzo, siamo venuti giù il 25 di aprile per motivi importanti, ben giustificati. Ci siamo autodenunciati alla regione, il nostro medico curante ci ha denunciato agli organi, insomma, che si preoccupano della situazione e del caso. Per mia spontanea volontà, e ci tengo a dirlo, a me nessuno mi ha obbligato ad andare a fare il tampone, ho preso la mia famiglia, siamo andati a Rosarno il 5 di maggio e abbiamo effettuato il tampone. Ci è stato detto che se fossimo stati positivi dopo 8 ore ci avrebbero avvisato. Ci hanno avvisato ieri dopo 3 giorni e mezzo, ma non è questo il problema. Ci tengo a chiarire, a tranquillizzare tutti, che io nel frattempo ho seguito le regole, non ho frequentato nessun posto come supermercati o altro, ho solamente visto indirettamente, quindi non con contatti ravvicinati e sempre con le dovute accortezze del caso. Dal 5 maggio in poi ho visto qualche mio familiare, perché per esigenze personali mi hanno portato la spesa a casa, ecco, e quindi queste persone sono già state denunciate, sono già in regime di quarantena. La cosa che mi lascia perplesso è che ad oggi io, se non l'avessi fatto in mia spontanea volontà, sarei stato una persona libera, perché oggi scade la mia quarantena, sarebbe scaduta la mia quarantena, quindi sarei potuto essere un problema per tutti. E la domanda sorge spontanea: chissà quanti positivi ci sono in giro e non lo sanno. Ecco una domanda
davvero inquietante questa. C'è un altro aspetto del Covid ed è la crisi economica. Famiglie e imprese del Sud in difficoltà si rivolgono agli istituti bancari per accedere alle misure previste dai decreti governativi. L'UBI Banca ha comunicato di aver ricevuto 9.330 richieste ed erogato 24 milioni di euro con garanzia statale. Vediamo. È una fase molto delicata per le famiglie e le imprese del Sud. L'emergenza sanitaria da Covid-19 si è trasformata ben presto in emergenza economica, in un territorio già sofferente, in un tessuto imprenditoriale molto debole. Cittadini e imprenditori hanno provato a sfruttare le misure contenute nei decreti governativi, gli istituti bancari hanno ricevuto delle richieste ed erogato delle risorse. UBI Banca, ad esempio, ha concesso nelle regioni del Sud 12.500 moratorie e erogato a favore delle PMI 24 milioni di euro con garanzia statale, con oltre 9.330 richieste. Nonostante un primo trimestre 2020 impattato dall'emergenza sanitaria da Covid-19, la macro area territoriale Sud di UBI Banca, diretta da Alberto Pedroli, ha mostrato solidità e buoni fondamentali con una raccolta ancora in aumento a 9 miliardi di euro. Tengono anche gli impieghi, che registrano circa 5,4 miliardi di euro. La Calabria registra una raccolta di quasi 2 miliardi e mezzo e gli impieghi si attestano a oltre 1 miliardo e 200 milioni, con una nota positiva per le imprese a cui sono stati erogati oltre 25 milioni, in crescita rispetto al trimestre 2019. E c'è un'altra notizia che arriva dal Parco Nazionale del Pollino, che ha dei progetti concreti per sostenere il comparto turistico locale, incentivi per i turisti, ma anche promozione del territorio. Vediamo. Sarà una stagione difficile per il turismo, una stagione che potrà affrontarsi solo con azioni concrete, come quelle che sta preparando il Parco Nazionale del Pollino, che ha già creato un comitato operativo che si chiama Covid-19 Parco Pollino, proprio per affiancare gli operatori locali. Cosa ha pensato il Parco del Pollino per le circa 800 imprese del territorio che lavorano nel comparto turistico? Intanto una serie di interessanti incentivi per chi deciderà di fare le sue vacanze nel parco. Noi abbiamo detto a chi ha gli alberghi, a chi ha le strutture, a chi ha i ristoranti, a chi gestisce i musei, alle guide del parco, cioè a chi ha le agenzie di viaggio. Dobbiamo fare un'esperienza che possa mettere in un progetto unico, unitario, in un'offerta unitaria tutto questo contesto. Il costo di un pacchetto di questo genere in parte lo pagherà il turista, ma una buona parte se la caricherà il parco. Ecco, questo è il messaggio che noi vogliamo dare e per fare questo io ho proposto al Consiglio direttivo del parco che tutte le risorse del parco che non sono destinate quest'anno alle cosiddette spese obbligatorie o istituzionali dovranno finire tutti in un fondo che io ho chiamato Fondo di incentivazione per le attività del nostro territorio. E c'è un'altra notizia che arriva da Isola Caporizzuto, siamo nel Crotonese. Qui la Giunta Comunale ha deliberato la proposta alla Regione e al Ministero dello Sviluppo Economico di dichiarazione dello stato di calamità commerciale. Il Comune di Isola Caporizzuto, si spiega in una nota, basa la propria precaria economia sul turismo. Si è vista praticamente azzerare gli introiti e le prenotazioni di tutte le attività alberghiere, di accoglienza, turistica e ristorativa, nonché tutte le piccole imprese e le attività commerciali che ruotano attorno a questo indotto. Stante l'eccezionalità dell'emergenza sanitaria, ma anche e soprattutto economica che sta colpendo tutti i territori, si ritiene adottare misure altrettanto eccezionali al fine di scongiurare una ulteriore recessione in aree quali Isola Caporizzuto, le cui imprese ed attività commerciali, non avendo la forza economica per reggere tale circostanza, sarebbero costrette alla chiusura immediata con tutto quello che ne deriverebbe sotto il profilo economico e sociale. Ecco perché la Giunta ha deciso di proporre proprio al Ministero dello Sviluppo Economico e alla Regione la dichiarazione dello stato di calamità commerciale e quindi chiedere agli enti di intervenire. A Castrovillari, durante l'ultimo Consiglio Comunale, la minoranza ha chiesto di aprire una discussione sul 5G, ma la maggioranza decide di rinviare alla prossima seduta. Vediamo.
La rete 5G a Castrovillari fa saltare l'ultimo consiglio comunale convocato in videoconferenza. La discussione era stata richiesta dalle civiche, ma la maggioranza ha rinviato il tema al prossimo consiglio per approfondire meglio l'argomento. Dal momento in cui abbiamo presentato la richiesta di consiglio comunale al momento in cui il punto è arrivato in consiglio sono passati 19 giorni, un tempo sufficientemente congruo per informarsi sulla questione. Il sindaco però precisa che sul territorio al momento non c'è nessuna richiesta di installazione di antenne per la rete 5G. Per tempo il sottoscritto ha fatto un'ordinanza che ha bloccato ogni forma di sperimentazione, ogni forma di installazione sul territorio comunale. Crearsi un nuovo problema, considerato che non c'è nessuna richiesta di installazione per il 5G qui a Castrovillari nel nostro territorio, significa soltanto andare a creare all'interno della comunità preoccupazione e paure che già ce ne sono tante relative al coronavirus. Si tratta solamente da parte dei consiglieri comunali, 10 consiglieri comunali praticamente avevano firmato la richiesta di rinvio del punto all'ordine del giorno, di volersi documentare meglio. Ma il rinvio della discussione sul 5G non piace alla minoranza. Io non credo che sia corretto convocare i consigli comunali ogni 20 giorni, quando i temi trattati sono di straordinarietà ed urgenza. Noi abbiamo già provveduto a protocollare una nuova richiesta di consiglio comunale sempre sullo stesso tema, perché insieme alla pandemia Covid-19 credo che sia ad oggi uno dei temi più attuali e più delicati su cui discutere. La cronaca ci porta ad Africo, siamo nel Reggino, percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza, 30 persone sono state denunciate dai carabinieri, vediamo. In 30 tra residenti e domiciliari ad Africo Nuovo sono stati deferiti dai carabinieri della stazione del centro ionico Reggino perché ritenuti responsabili di falsa attestazione o di falsa dichiarazione. Il deferimento di queste 30 persone scaturisce da un'attività di indagine partita a gennaio che aveva già fissato punti importanti e che adesso ha permesso di svelare che le persone denunciate avevano indebitamente goduto del beneficio previsto dal reddito di cittadinanza. L'indagine dei carabinieri ha permesso di scoprire che i soggetti, nel tentativo di indurre in errore l'INPS, hanno omesso di riferire dati anagrafici, patrimoniali e reddituali veri sia su se stessi che sugli altri familiari. Chiaro lo scopo: rientrare nei parametri previsti per godere del beneficio. Addirittura c'è chi ha omesso di dichiarare di essere stato sottoposto a misura cautelare o chi, già sorvegliato speciale, ha indicato una residenza diversa da Africo al fine di omettere che i suoi genitori con lui conviventi percepivano la pensione di vecchiaia. Un altro particolare episodio ha riguardato una donna che non ha dichiarato lo stato di occupazione del marito, già sorvegliato speciale e recentemente assunto in un'azienda agricola. La cosa che fa riflettere è che la genesi dell'inchiesta si individua nella quasi malcelata soddisfazione di alcuni degli indagati che in paese non facevano mistero dell'artifizio attraverso il quale avevano ottenuto il reddito. Ma sulle strade e nelle vie di Africo Nuovo c'erano gli occhi e le orecchie dei carabinieri ai quali il giochetto non è sfuggito. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Una perturbazione atlantica sta per investire la penisola iberica e nel suo movimento verso levante interesserà il centro-nord della nostra penisola tra la giornata di domenica e quella di lunedì. Sulla Calabria continua il bel tempo, anche se sarà intervallato da transitori annuvolamenti sparsi. Domani annuvolamenti sparsi al mattino un po' su tutta la regione, ma con tendenza ad ampie schiarite già da metà giornata a partire da sud. Temperature in ulteriore lieve aumento. Passiamo a mari e venti. Domani i venti si disporranno ovunque da scirocco tra deboli e moderati. I mari saranno ovunque generalmente poco mossi. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è davvero tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie a regia Michele Cava e messo in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento.